Svolta decisiva nel processo sulla strage di Altavilla Milicia, il triplice omicidio a sfondo mistico-religioso che nel febbraio 2024 sconvolse il palermitano. La procura di Termini Imerese ha chiesto la condanna all'ergastolo per Sabrina Fina e Massimo Carandente, i due presunti complici accusati di aver partecipato alle torture e ai delitti. 30 anni di reclusione sono stati invece richiesti per il muratore Giovanni Barreca, reo confesso dell'omicidio della moglie Antonella Salamone e dei figli Kevin ed Emanuel di 16 e 6 anni. Per l'accusa l'uomo agì in preda a un delirio religioso, ma la perizia psichiatrica gli ha riconosciuto un vizio parziale di mente, escludendo così il massimo della pena. Nel massacro fu coinvolta anche la figlia maggiore, Miriam. Condannata in primo grado, la ragazza è stata recentemente assolta in appello per totale incapacità di intendere e di volere. Il processo per i 3 imputati è stato rinviato al prossimo 10 giugno per il completamento delle aringhe difensive.